Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Ieri, giovedì 4 febbraio 2021, è stata presentata la partenza del Giro d'Italia 2021 di ciclismo, definita la Grande Partenza, che vede la regione Piemonte protagonista con addirittura 5 tappe. Le prime 3 tappe con partenza e arrivo e altre 2 tappe. Una con l'arrivo, la 19ª tappa. Venerdì 28 maggio 2021 la Carovana Rosa arriverà all'Alpe di Mera per la prima volta. Gli ultimi 10 km prevederanno un'ascesa all'8%, con punte anche al 13%. E il giorno dopo, sabato 29 maggio 2021, si partirà da Verbania, la città natale del primo campione del mondo italiano a cronometro, Filippo Ganna. Per la terza volta la città della Mole ospiterà la partenza del Giro d'Italia. La prima volta fu nel 1961, centenario dell'Unità d'Italia. L'ultima volta fu 10 anni fa con il 150enario dell'Unità d'Italia e tra 3 mesi, sabato 8 maggio 2021, si partirà ancora sotto la Mole per celebrare i 160 anni dell'Unità d'Italia. Si partirà con la cronometro Torino-Torino di 9 km. Ovviamente Torino-Torino TT Time Trial. Vi ricordate come l'anno scorso, vi lascio il link qui in alto a destra, la cronometro che vi ho portato, Conegliano Valdobbiadene, seconda cronometro del 103esimo Giro d'Italia. La cronometro iniziale sarà un'intera tappa cittadina. Ci sarà il via da Piazza Castello, arrivando lungo il fiume Po, attraversando poi il Parco del Valentino. Si proseguirà poi percorso Casale, dove dopo un lungo rettilineo si arriverà accanto alla Gran Madre sotto la Basilica di Superga. Seconda tappa, domenica 9 maggio 2021, il menù di tappa prevederà 173 km. Si partirà da Stupinigi Nichelino per arrivare a Novara. Sarà una tappa prevalentemente pianeggiante, adatta alle ruote veloci. Si partirà dalla palazzina di caccia di Stupinigi, si transiterà da Sant'Ena, dove giace Camillo Benso, conte di Cavour, a 160 anni dalla sua scomparsa. Attraversando il Monferrato inizieranno degli avvallamenti. Si rientrerà poi nella pianura padana, arrivando a Novara dopo appunto 173 km. Terza tappa di questa La Grande Partenza Regione Piemonte di questo Giro d'Italia 2021, lunedì 10 maggio 2021 da Biella a Casale, ben 187 km. Sarà secondo me una tappa adatta ai finisher. Per finisher si intende quel ciclista che cerca di anticipare la volata andando in fuga, in una tappa dove solitamente il finale presenti delle brevi asperità, la classica fagianata. Si partirà in pianura, appunto da Biella. Superata la città di Asti inizieranno le salite, dove 3 di queste saranno valevoli per far punteggio per la classifica finale e per la maglia azzurra, la maglia dello scalatore. Sarà, come si suol dire, un finale nervoso, perché dopo la città di Alba ci saranno le rampe di Guarene e Vezza d'Alba, che costituiranno terreno fertile per chi vorrà anticipare la volata sorprendendo il gruppo. In questa terza frazione oserei dire un mio pronostico. Vedrei bene Diego Ulissi, sperando che possa recuperare al meglio, e Giovanni Visconti. Il vincitore del Giro d'Italia 2020 purtroppo non ci sarà. Ebbene sì, Tao Geoghegan Hart correrà il Tour de France 2021 probabilmente in veste di gregario, lasciando quindi la tabella numero 1 conquistata nell'ultimo Giro d'Italia a un altro corridore. Geoghegan Hart ha sottolineato il fatto che la maglia gialla è più prestigiosa della maglia rosa. È inevitabile il fatto che i premi economici in Francia al Tour de France siano più alti di quelli qui in Italia al Giro d'Italia. Purtroppo non è la prima volta che un corridore internazionale scelga il Tour de France a discapito del Giro d'Italia. Esprimendo un parere personale, mi sento di dire che avrei preferito correre un Giro d'Italia in veste di protagonista piuttosto che un Tour de France in veste di gregario. Ovviamente dovrà rispondere alle scelte del suo direttore sportivo e quindi staremo a vedere. Ma ciò non vuol dire che dall'8 al 30 maggio 2021 per le strade del Giro non ne vedremo delle belle. Tao poi vorrà partecipare alla prova in linea di ciclismo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.
La prova in linea si terrà il 24 luglio 2021, 6 giorni dopo l'arrivo del Tour de France alle Champs-Élysées. Il team Ineos schiererà al Tour de France quasi sicuramente Geraint Thomas, vincitore del Tour de France del 2018, ed Egan Bernal, vincitore del Tour de France 2019. Vedremo se il team Ineos, il team più ricco di tutto il Pro Tour, farà disputare a Richard Carapaz il Giro d'Italia 2021. Carapaz vincitore del Giro 2019. Stessa scelta la adotterà Vincenzo Nibali, che si presenterà in terra transalpina a 36 anni per correre la Grand Boucle senza grandi aspettative. Si vocifera che possa lasciare il Tour de France prima dell'arrivo a Parigi, dato che per gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici in Giappone a Tokyo verrà previsto un periodo di quarantena. Vincenzo Nibali, dopo l'amaro in bocca di Rio 2016, punterà fortemente all'oro olimpico a Tokyo 2021. È il suo grande obiettivo per questa stagione. L'intero percorso infine sarà svelato a breve, presumibilmente la prossima settimana. In linea di massima si dovrebbe arrivare a Milano, vi è anche un'ipotesi Verona all'Arena, e il punto più a sud che toccherà il Giro d'Italia 2021 sarà a Foggia, in Puglia. Infine, nella terza e ultima settimana dove gli scalatori si daranno battaglia, sarà presente per me la salita del Monte Zoncolan. Potrebbero esserci anche le 3 cime di Lavaredo, ma stiamo a vedere. Siamo giunti al termine di questo video dove vi ho annunciato la grande partenza, così denominata, nella regione Piemonte. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al canale qui sotto, mi raccomando, molto importante, in modo da potervi portare in futuro ulteriori contenuti. Vi ricordo inoltre il mio canale Telegram, app di messaggistica stile WhatsApp, molto famosa in questo inizio 2021. Cercando @Manuel Cosimo Muia troverete il mio canale, iscrivetevi in modo da non perdervi assolutamente nessun video, è gratuito, queste 3 cose sono gratis. Un saluto da Manuel Cosimo Muia per gli amici Johnny 3, dai che andemo, ci vediamo al prossimo video e ciao!